Alla conclusione della gara degli 8 pizzaioli avremo la possibilità di degustare le specialità, per cui dobbiamo attendere la fine della gara. Eh sì, bisogna avere un po' di pazienza, so che là in fondo dove danno da mangiare c'è un po' di colonna, però sappiamo che quando ci sono questi eventi particolari dove diamo la possibilità a tutti di gustare il cibo e soprattutto i prodotti dei nostri commercianti a un prezzo popolare, bisogna avere un po' di pazienza, quindi andiamo avanti e io chiudo semplicemente facendo un grande ringraziamento all'associazione Punto A, al suo presidente Sergio Molon, a tutti i suoi collaboratori che animano queste feste di Albignasego, perché davvero sono straordinari, unici, e se ci mancassero dovremmo inventarli, quindi davvero grazie al mondo del commercio di Albignasego. E naturalmente ringraziamo anche l'assessore dottor Giacinti che è qui con noi. Sì, un ringraziamento velocissimo, grazie a tutti i volontari che anche questa sera e da stamattina stanno lavorando per questa magnifica iniziativa. Abbiamo iniziato qualche anno fa con una sfilata di moda, promuovendo il tessuto economico dei negozianti d'abbigliamento, l'anno scorso con i macellai che sono qui anche questa sera ad iniziarvi con le loro specialità, quest'anno con i pizzaioli, con questo poi spettacolo incorporato che è veramente una sorpresa che ci hanno fatto gli amici dell'associazione Punto A, che ringrazio ancora moltissimo, ringrazio il sindaco Massimiliano Barison, buona serata e buon divertimento a tutti. E poi sindaco, ci vediamo più tardi quando, per assaggiare i prodotti che hanno elaborato questi maestri pizzaioli qui dalla città di Albignasego, d'accordo? E sono certa che lì Roberto un pochino ti nasconderai dietro ai banchi. Sia il sindaco che io siamo a buon gustai, penso, giusto? Certo. In forma. E quindi ci vediamo più tardi, grazie. Grazie al sindaco Massimiliano Barison. Naturalmente ricordiamo che qui abbiamo solamente 3 pizzaioli della nazionale, però abbiamo il presidente che è un campione mondiale, ragazzi, mica una cosa di poco conto, anche perché gli altri 11, perché sono 14 complessivamente, sono a rappresentare l'Italia in giro per il mondo attualmente. Poi Danilo ci racconterà qualcosa, adesso più tardi, la seconda parte, quando tenterà di fare la pizza più grande. Lasciamo lo spazio, Danilo, abbiamo concluso. A voi noi andiamo. La nazionale italiana acrobati pizzaioli, naturalmente vengono da San Sepolcro, Arezzo e Modena e rispondono a Danilo, Alessandro e Valentina. E diamo un applauso a questa bellissima squadra dei team campioni. Improvvisa le viento la vida me devo y me hizo volar en el cielo infinito. A ritmo di musica. Solo per voi ad Albignasego, un applauso! Nazionale italiana acrobati pizzaioli, solo per voi questa sera! Abbiamo il presidente, Danilo, Alessandro e Valentina! E troviamo il presidente alla vostra destra, Danilo Pagano, al quale dedichiamo un applauso! Collaboratrice Valentina, anche lei una campionessa, e Alessandro. Ecco Valentina in opera! Vai Valentina! Passa Danilo, ecco, un'azione, stanno creando un'azione di velocità del team Alessandro di nuovo! Ehi!
Ciao voleva más. Y me pintaba la mano y la cara da solo. E quello che vedremo nel secondo intervento, veramente ci porteranno a, non so, a sognare dopo. Ehi! Eccoli qua! La nazionale italiana acrobati pizzaioli per la prima volta nella città di Albignasego. E li troviamo in giro per il mondo e prossimamente all'Expo di Milano con Ballando con le Stelle. Facciamo un applauso, mitici! E questo, Roberto, è solo un primo assaggio. Un assaggio. Perché li troviamo anche più tardi con uno spettacolo mozzafiato che non ha paragoni, ma lo vediamo dopo perché ci sono delle sorprese. Certo. Guardiamo adesso Valentina. Wow! Facciamo le mani, aiutiamoli! Grande Valentina! Facciamo sentire che Albignasego è un paese vivo. Grazie appunto ai nostri commercianti, al nostro sindaco e a tutto il comune, all'organizzazione. Al punto A, l'associazione commercianti artigiani di Albignasego che ha avuto questa bellissima idea. E brava Valentina! E vai Alessandro, eccolo qua, che poi ci strabilierà con qualcosa di particolare nel secondo intervento. Questi acrobati pizzaioli li vedremo direttamente in diretta su Rai 1 dall'Expo di Milano, perché avranno proprio una giornata dedicata alla pizza e loro saranno i primi attori. Attori e campioni. Abbiamo il presidente che è Danilo, campione mondiale per 3 volte. Ed è proprio qui con noi, Roberto, un'emozione avere dei campioni in questa bellissima piazza di Albignasego, presso Villa Ovizi, che ci ospita oramai da giorni con uno spettacolo unico del suo genere, sempre con tanto pubblico. Ed ecco Danilo, eccolo qua, il campione mondiale. Ecco il nostro presidente, solo per voi ad Albignasego, Danilo Pagano. Hey! E nel frattempo ricordiamo che ci sono 8 pizzerie che si stanno battendo per avere il primo premio. Questa sera troviamo la pizzeria Al Cubo, troviamo Belinda, benvenuti al Sud, boutique della gastronomia, la pizzeria Dove si va, Victory e peperoncino dispettoso. Nix è arrivata anche la pizzeria Nix, che li vedo, e li troviamo in via San Tommaso 27. Andiamo all'intervista di Roberto. Dopo, quando hanno concluso la performance. Grande! Adesso stanno preparando una cosina particolare, guardate Alessandro cosa fa. Eccolo qua, guardate cosa combina. Ehi! Su le mani! Guardate, avete visto il gioco? E siamo solo all'inizio. È quello che vedremo nella seconda parte. Tutta magia. Ehi! Ringraziamo lo sponsor della serata, che è l'agenzia immobiliare Obiettivo Casa. La troviamo in via Roma 40 da Albignasego. Ci sarà un'apertura della nuova sede ad Abano Terme e la troveremo in via Busto Nera 94. E se vi serve un lampadario potete vedere quello che sta facendo Alessandro, ecco. Ehi! Wow! Oh! Per chi si fosse sintonizzato da poco, vi ricordiamo che loro sono dei campioni, con il presidente che è campione mondiale, per 3 volte nel mondo campione, che è il nostro Danilo Pagano. Troviamo poi Valentina ed Alessandro. E siamo pronti a vedere il prossima! Sempre più grande, guardate! Sempre più grande!
Abbiamo anche un maxi schermo per chi magari non ci vede da vicino, può vedere. Esatto. Questo è Danilo, campione mondiale ragazzi, Questa serata, Roberto, per la prima volta abbiamo dato spazio alla promozione delle pizzerie di Albignasego. In questo appunto evento Pizze Ardenti, durante il quale le 8 pizze si stanno stanno lottando per la pizza migliore, più gustosa, più delicata, magari anche più alla moda. Guardate che ogni volta si sta ingrandendo, ragazzi, non stiamo scherzando, guardate che tavolozza, è una tavolozza di colori, di musica, di allegria. Questi sono gli amici della nazionale italiana a prova di pizzaioli, eccoli qua. Oltretutto Danilo, ricordiamo che se guardate gli spot della serie B di Win, lo trovate, lo immaginate, lo vedete. Questo tipo di campioni Sempre più grande, guardate che sta ingrandendo ogni tiro, emozionante, Roberto, una pizza così veramente emozionante. Facciamo un bel applauso! Grande Danilo! Grande! La nazionale italiana acrobati pizzaioli. Grande Danilo! Sul sito internet o anche in Facebook. Guardate ragazzi che magia che hanno creato questa sera in questo palcoscenico di Vino Obizzi. Grazie ragazzi, questo team è strepitoso di campioni, Roberto, campioni! Ed ecco, siamo solo di viso come dicevamo prima. Un bel applauso! Alessandro, Valentina, ci vedremo più tardi di nuovo. Adesso Danilo ci racconta un tris formidabile, numero uno! Sei sicuramente sudato, Grande. però qualcosa ci racconti, dai, un po' delle tue esperienze in giro per il mondo. Grazie, adesso abbiamo fatto un assaggio. Più tardi vedremo qualcosa un po' di particolare, vedremo anche un po' di italianità, faremo le pizze tricolori perché faremo la bandiera italiana, finiremo con l'ino di Mameli, farò ancora la pizza ancora più grande e poi che dire, vedete delle cose ancora diverse. A dopo, speriamo di vederli ancora. Grande Danilo! E naturalmente avremo l'occasione di vedere delle primizie perché presenteranno qui ad Albignasego quello che faranno nella giornata mondiale dedicata alla pizza all'Expo di Milano, quindi una cosa molto particolare e importante. Vai Grazia! Vado. Vai. Continuiamo perché si stanno sfidando 8 pizzerie in una gara di cottura con degustazione gratuita ragazzi, pertanto